Vi ricordo che questa è anche l'ultima giornata di campionato. L'Isola necessita di una vittoria per poter ambire ai playoff. Al Sassuolo invece basta un punto. Abbiamo le due squadre, da destra il Fuzza Sassuolo in divisa completo verde, a sinistra invece l'Isola in divisa bianco-rossa. Fischio dell'arbitro. Parte ora la gara tra Fuzza Sassuolo e Isola 5. Ha l'opportunità lui per andare avanti. Sbaglia il passaggio, allora Isola in contropiede con il palo numero 6. Ci ha provato Franceschini, il capitano. Ora per Regina, l'opportunità di puntare. Viene fermato, allora opportunità incredibile per il numero 6, la palla rimane lì. Bovolenta para sulla linea. Per la pronuncia. Terranova si perde l'uomo, allora l'opportunità l'Isola. Il numero 23 Greco, 8 minuti e 30. Qui Manta l'opportunità. Ne ha due addosso, prova il tiro dalla distanza. Grande parata. Si gioca, dice l'arbitro, non ha visto il fallo. Il tiro a Bovolenta. L'arbitro vede il gol. Scambia con Fiocchi. Fiocchi l'opportunità. Il tiro. Ancora Fiocchi, esce benissimo dalla pressione. Fiocchi prova il calcio, viene stoppato dalla difesa bianco-rossa. Antonietti recupera palla, intercetta e allora Fiocchi il tiro sotto le gambe del portiere e trova la rete. Qui si allunga il pallone, il numero 6, Franceschini, pericolosissimo. Ci prova addirittura di petto. Qui Antonietti. Oh, ci prova Fiocchi da lontanissimo. Più veloce anche della telecamera. Ha provato al volo sulla prima ribattuta del portiere. Ancora Fiocchi, la palla rimane lì, Bovolenta para. Antonietti avanza con Santamarina sulla sinistra, il portiere intercetta il pallone con i piedi, Marino scambia con Avino, trova subito Antonietti, l'1-2 si conclude, Avino il tiro, trova la rete di Domenico Avino, tanta agognata, la rete di Avino. Fallo laterale Isola. Siamo negli ultimi minuti del primo tempo, viene chiamato ora un minuto di recupero. Qui il numero 8 all'occasione. Gliela ridate Benaruba ma sbaglia il tocco il numero 13 del Sassuolo. E trova la rete l'Isola che sfrutta al meglio l'ultima occasione con il numero 4 Feliciano. Pallone passa, Bovolenta. Da solo Greco il tiro, colpisce il palo, la palla rimane lì, incredibile. Qui il numero 4 esce via molto bene. E a tu per tu col portiere, non sbaglia. Cleverson. Qui da solo, l'opportunità, pensa per un attimo al calcio. Non è passato tra le gambe, Manto ancora, Antonietti. Serve Santamarina, Manto! Fuori! Incredibile.
Terranova che adesso è centrale, si era girato ma non è riuscito a intercettare la palla, poi Fiocchi scambia con Terranova, ancora Fiocchi il tiro sul secondo palo, la palla rimane lì. È stato fischiato fallo a favore dell'Isola che riparte in contropiede e trova la rete. Incredibile, incredibile. Quaie, ci ha provato lui. Fiocchi, Terranova, prova tutto per tutto il Sassuolo. E ora ancora in contropiede l'Isola con il 22, il tiro, parata da Bovolenta. Ancora con Antonietti. Avino, manca il gancio. E allora riprende ancora a giocare Sassuolo. Avino, Quaie, 3 minuti alla fine. Ancora Vino con Quaie, Antonietti per Terranova al centro, Fiocchi manca l'aggancio, manca il tiro, qui Avino sbaglia il passaggio, cambia ancora con Antonietti, Antonietti avanza. Incommentabili, incommentabili. Termina qui la partita. Triplice fischio del direttore di gara.